Ritengo che sul tema della sicurezza ci sia stato qualche lacuna. Non è possibile che un bolide lanciato a oltre 135 km all'ora, 140, arrivi sotto costa senza che ci sia un minimo di segnale di accoglienza, ma anche di servizio d'ordine. Da Genova, dove si trova per partecipare al Salone Nautico, il presidente di Assonautica di Venezia e Roviro, Roberto Magliocco, parla chiaro. Dopo aver portato il cordoglio e la vicinanza alle famiglie colpite dal lutto per le 3 persone decedute nell'incidente nautico, lancia un appello a migliorare la sicurezza in mare. L'impatto a quella velocità su una barca o su più barche di pescatori sarebbe stato tremendo non solo per i piloti della barca che tentava il record, ma anche dei pescatori. Occorre perciò, secondo Magliocco, intervenire anche a livello normativo. Ci sia bisogno di una regolamentazione per quanto riguarda le competizioni quando queste si avvicinano alla costa o all'entrata dei porti. Intanto, sul fronte delle indagini, il motoscafo offshore è stato posto sotto sequestro e sono in corso le indagini. Assonautica piange però la scomparsa di 3 grandi uomini del mare. Tutti noi siamo in un momento di lutto, che piangiamo non solo lui, ma anche i suoi 2 copiloti che avevano con lui affrontato questa gara. Infine, l'augurio di una pronta guarigione all'unico superstite della tragedia. E speriamo che abbia una reggenza molto veloce. Questo ci serve da lezione per un'attenzione sulla sicurezza anche, che queste gare ci portano dietro. Anche per Mario Invernizzi, però, nulla sarà più come prima.